Chiudiamo con una notizia che arriva da Verona, dove alla prima partecipazione in assoluto al Vinitaly, Confartigianato Alimentazione ha raccolto un successo incredibile, confermando bontà e dinamismo dell'artigianato agroalimentare italiano. Ce ne parla Fabrizio Cassieri. Confartigianato Alimentazione torna da Verona con un successo straordinario. Alla prima partecipazione ufficiale al Vinitaly, una delle più importanti rassegne fieristiche dell'agroalimentare italiano, gli artigiani dell'alimentazione hanno convinto addetti e pubblico a colpi di quell'artigianato che rende unica la cucina italiana, nonostante la crisi, le difficoltà strutturali e una burocrazia che non è uguale nel mondo. Accanto alla qualità bisogna mettere più attenzione alla capacità organizzativa e commerciale. I nostri imprenditori sono bravi sicuramente a fare qualità, ma quando si tratta poi di mettere il prodotto sul mercato la questione diventa un po' più complicata, bisogna essere capaci di fare rete e le aziende che lo fanno dimostrano i 32 miliardi di euro di esportazione che ci sono, che non sono pochi, è il primo settore manifatturiero in Italia oggi, primo, abbiamo superato l'auto, la meccanica, certo vorremmo delle istituzioni più attente che aiutassero le imprese a essere più forti e competitive, a non mettere burocrazia, a non creare ostacoli. L'agroalimentare ha resistito ai colpi della crisi più e meglio di altri settori dell'artigianato, con quasi 89.000 imprese attive che danno lavoro a più di 260.000 addetti. Una conferma a chi pensa che il sistema imprenditoriale italiano abbia saputo leggere le dinamiche economiche meglio di una classe politica che fa fatica a misurare il polso del paese. La crisi, in ogni caso, non ha tolto la qualità dalla tavola degli italiani, che vogliono continuare a mangiare bene, prodotti sani e di qualità. E così Confartigianato Alimentazione ha portato al Vinitaly il meglio della produzione italiana, realizzata al momento dai migliori artigiani del paese. Noi non nascondiamo niente a nessuno, li produciamo, abbiamo coinvolto anche delle scuole alberghiere sia di Padova che di Vicenza, perché siamo a Verona quindi cerchiamo un po' sul territorio. Insieme ai ristoratori nazionali abbiamo cercato di dare un'offerta di produzione e di mescita, un prodotto fatto sul posto, fatto qui. Qui abbiamo prediletto ovviamente i prodotti veneti, ma abbiamo su 70 metri quadri 12 aziende che arrivano dalla Puglia, che arrivano dalla Liguria, che arrivano dal Friuli. Abbiamo veramente una fantasia di gusti e di proposte bellissime. Un viaggio tra i 1000 sapori del bel paese che, inevitabilmente, ha conquistato tutti. Vinitaly ha ospitato stand, degustazioni, appuntamenti tradizionali o più innovativi, come ad esempio numerosi cooking show organizzati durante l'evento che hanno permesso al pubblico di assistere alla preparazione, alla cottura e infine all'assaggio dei piatti realizzati. Di ogni ora c'è uno show cooking abbinato a una provincia, ma non solo, abbiamo avuto modo di fare, grazie ai nostri chef, 2 show cooking nell'area ufficiale della fiera che hanno avuto un successo, devo dire, strepitoso.